Sandonà di Piave. Ha accompagnato il figlio all'allenamento di basket e si è seduto in tribuna per assistere, ma mentre la squadra si allenava si è sentito male accasciandosi. Inutile ogni tentativo di rianimare Andrea Basso, morto a 42 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del SUEM che hanno tentato in tutti i modi di tenerlo in vita anche col massaggio cardiaco, ma non c'è stato nulla da fare. Basso lascia anche una figlia. Venezia. Un principio di incendio si è scatenato martedì nel tardo pomeriggio in una nave con all'interno 42.000 tonnellate di carbone ormeggiata nel canale sud. Si tratta di materiale destinato alla centrale termoelettrica Palladio di proprietà dell'Enel. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, l'origine del rogo sarebbe all'interno di una stiva. Sul posto anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per verificare le emissioni e le temperature e la marittima. Portogruaro. Tentata rapina al centro team di via Sommariva. I ladri hanno rotto una vetrina sul retro riuscendo ad entrare e si sono diretti alla cassaforte senza però riuscire a portare via nulla. Forse spaventati dall'allarme sono infatti fuggiti. Sul posto in mattinata sono giunti i carabinieri chiamati dai proprietari che si sono accorti dell'intrusione notturna una volta aperto il negozio. Al momento non c'è alcuna traccia dei ladri.